Eccoci qua in diretta a bordo campo con i due Nicolas della partita, Mr. Stein per il Mirano, Mr. Zeppa per il Baita Saviabona. Ho detto dopo dillo il Bombassi, mi raccomando che sta sempre attento a come pronuncio l'articolo. Prima semifinale di Coppa di C2, partiamo subito con Mr. Zeppa per il Baita. Siete arrivati qui, siete un po' la squadra rivelazione, però è una finale, bisognerà giocarsi le proprie carte per cercare di andare alla finale di domani. Sì, tutti ci danno un po' come una sorpresa, abbiamo fatto un percorso praticamente perfetto finora, il fatto di tutte le vittorie, sappiamo che stasera giochiamo contro una squadra che aveva degli obiettivi sicuramente diversi dai nostri, con un roster secondo me assolutamente fuori categoria. Faremo il massimo delle nostre possibilità, non abbiamo niente da perdere e siamo pronti a far di tutto per prenderci la finale. Non esistono squadre materasso, siamo qua con Nicolas Stein, tecnico del Mirano. Un Mirano che arriva dopo la sconfitta che brucia di martedì col Valli, adesso subito la Coppa, c'è anche i playoff poi di C1 per andare in C1, insomma un finale di stagione importante, ma siamo qua oggi. Come hai ricaricato le pile dei tuoi ragazzi e cosa hai detto per venire qui a dare il massimo in questa sfida? Sono due competizioni completamente diverse, campionato e Coppa sono due binari completamente diversi, dunque abbiamo sbagliato una partita, lo sport fortunatamente ti dà sempre una seconda opportunità, noi ne avremo una seconda e anche una terza, abbiamo la semifinale di Coppa e i playoff, dunque bisogna andare avanti senza guardare il passato e oggi sono tutte al 25% di probabilità, non esiste la squadra più forte, la squadra più debole, queste competizioni partiamo tutti alla pari per fortuna, direi. Si parte dallo 0-0, una bella stretta di mano tra i due tecnici, in bocca al lupo Nicolas, ci vediamo più tardi e magari uno di due lo vedremo anche domani. Potete tornare pure dei vostri ragazzi per questo ultimo minuto di riscaldamento pre-gara con Andrade Giambattista che sta inquadrando il Baita che sta terminando il suo riscaldamento. La prima semifinale appunto Baita Mirano che apre quella che è la Final Four di Serie C2, a seguire alle 21:30 ci sarà invece il Cuore Celtic Verona che ha dominato il girone A di C2 opposto al Monticano che arriva qui pensando anche al prossimo playoff. Venerdì prossimo infatti i Razzi Monticano affronteranno lo United Futsal Rossano per il playoff che porta poi all'ultimo playoff, quello dello spareggi, dove ci sono già Futsal Trissino e Mirano appunto che è reduce dalla sconfitta per 3-0 al Palacicogna, ve l'abbiamo raccontata martedì sera, quello è stato lo spareggio con il Valli. Con le immagini intanto mi sposto per andare in centro con il pallone, questa volta è a rimbalzo controllato, non ci sono scarsi, lo hanno già provato anche i ragazzi della Mirano. Tra poco, tra una manciata di minuti, 15 poco meno, andremo in diretta con Roberto Tesia, commento tecnico, per raccontarvi questa prima semifinale di C2, il Baita Saviabona contro il Mirano. A dopo, ciao ragazzi.
Entrano in campo le squadre Mirano e il Baita Saviabona per la prima semifinale della Final Four di Serie C2. Il vostro Stefano Testoni e qui al mio fianco commento tecnico di Roberto Rosin. Ben trovato Roberto. Ciao Stefano e ciao a tutti. Sì, Tosin, mi era partito un Rosin con la R, Tosin. Prima semifinale abbiamo assistito alle sfide di D, domani la finale 16:30 sarà tra PLP e Vicenza. Direttore di gara Pietro Ferro di Verona e Dylan Marini di Porto Gruaro. Andiamo una lettura veloce delle formazioni e poi ci racconterai cosa poter aspettarci in questa sfida Roberto. Il Mirano allora di mister Nicola Stein, con numero 1 Gargiulo, 2 Soncin, 3 Scandagliato, 4 Andrea Stein, 5 Vanin, 7 Stocco, 8 Caregnato, 9 Biagioda, 10 Zanchetta, 11 Colledan, 13 Basic, 17 Baso, 21 Bonotto, 23 Fabri. Sono 14, come sono 14 nella distinta, poi scopriremo chi hanno tolto i 2 tecnici, anche quelli del Baita Saviabona di mister Nicola Zeppa, che schiera con il numero 1 Pagani, con i 3 Marco Zeppa, 5 Tereran, 6 Chaid, 7 Magon, 8 Marun, 9 Iaia, 10 Canciai, 12 Saccani, 14 Bassi, 16 Capitano Marco Tommasini, 20 Dalla Vecchia, 24 Piana, 25 Marotta. Roberto, da fuori uno potrebbe dire tutti i pronostici sono a favore del Mirano che martedì, lo abbiamo commentato assieme, ha perso lo spareggio promozione con il Valli, dunque ci proverà anche poi con i playoff, però il Baita non è mica venuto qua a fare la squadra a materasso e anzi sogna di fare uno sgambetto e di andare avanti. Allora, vedendo la classifica, vedendo il campionato, la stagione, forse il Mirano è leggermente favorito, però secondo me è una partita molto molto equilibrata. Bisogna vedere il Mirano come ne esce dalla sconfitta di martedì, so che hanno qualche acciaccato, quindi Baita secondo me da tenere molto in considerazione. Anno di fondazione 2022 per il Baita Saviabona, che quest'anno è arrivato quarto in classifica, miglior risultato di sempre per la formazione nata da Nicolas Zeppa. 2 formazioni che sono arrivate a questa sfida mentre attendiamo il fischio d'inizio, non senza soffrire nei quarti di finale. Il Baita ha battuto ai tempi supplementari Don Romeo per 7-4, il Mirano la spuntata di un gol a 3-2 con il Bassano. Mirano che aveva superato gli ottavi di finale in virtù del miglior piazzamento, aveva pareggiato 2-2 con lo United Borgoricco Campetri. Intanto salutiamo anche il buon Filippo Bertolo, detto stampa del team Giorgione, che ci ospita qui nella bellissima Belbotea Arena. Pronto il signor Ferro di Verona a dare il via, si parte, 30 minuti più l'eventuale possibilità di assistere ai calci di rigore. Fin qui non li abbiamo assistiti, vediamo questa sfida. Intanto subito impegnato il portiere del Baita, mi sono perso anche il suo numero, che sia Pagani o Saccani, il portiere del Saccani mi sembra, del Baita. Tra l'altro gioca con gli occhiali, attenzione, ci va a provare il numero 8 Caregnato. Baita che gioca in casa, qui intanto un fallo non ravvisato dal direttore di gara, quantomeno lo voleva Marco Zeppa con Canciai, Magon e Bassi nel cosiddetto di movimento. Della parte opposta vedo il capitano Scandagliato, giro palla ora per Caregnato. Mirano l'imbucata, attenzione, prova la girata il numero 11 Colledan. Matteo Colledan, che si porta però il pallone fuori. 2 squadre che comunque hanno segnato tanto, 104 gol fatti, il Mirano 98, il Baita. Mirano che nonostante i 3 gol presi in settimana aveva una delle migliori difese, se non la miglior difesa, 29 gol subiti, però martedì torniamo a fare i complimenti al Valli Futsal Chioggia, non ce n'era per nessuno di un'altra categoria in quel momento il Valli. Sì, è stata una partita dominata dal Valli, vittoria con merito, nonostante un Bonotto super per il Mirano, ma non è bastato per far vincere i propri compagni. Qui intanto Scandagliato litiga con il pallone, me lo aveva fatto rimbalzare addosso a Bassi, poi il pallone che è carambolato sulla schiena del numero 3 del Mirano. Mirano oggi in completo bianco, total black con bordatura bianca invece per il Baita Saviabona, con Bonotto, il numero 21 portierone, non solo per la stazza ma anche per la bravura del Mirano, ha fatto ripartire il gioco dei suoi. Giro palla con le Dancia che era sul fondo, mette in mezzo un pallone, non lo aveva seguito Matteo Vanin, intanto bravo poi Vanin a recuperare. E poi a seguire avremo la sfida tra Cuore Celtic, squadra che ha ammazzato il Girona DC2, e il Monticano,
Monticano che venerdì prossimo con lo United Futsal Rossano si giocherà l'ultimo posto per il triangolare finale di playoff, dove ci sono appunto Mirano e anche Futsal Trissino. Sì, Monticano che ha conquistato all'ultima giornata i playoff e andrà a Rossano in una sfida abbastanza equilibrata anche quella, due squadre che si equivalgono. Lo dicono anche i numeri della classifica, qui intanto Bassi non riesce ad intercettare una pallone sfocato da Magon, che si riprende la sfera, poi la regala dietro per Coledan, si gira Coledan, va in aiuto Vanin che riceve il pallone, giro palla scandagliato per Caregnato che si accentra, Caregnato per Scandagliato, arma in sinistro, scarica comodo per Coledan, giro palla del Mirano con il capitano che va a calciare e poi il numero 3 Zeppa che calcia lontano. Baita che sta molto attento in fase difensiva perché appunto di fronte a una squadra che per certi versi potrebbe ricordare la maestra Fenice perché così è, e quindi grande qualità, grandi giocatori. Forse un tocco di mano di Colledano ravvisato dagli arbitri. Nel frattempo confermiamo Saccani in porta per il Baita Saviabona. Direttori di gara che hanno lasciato molto correre anche nelle prime due sfide, ma giusto così. Intanto sì, arriva anche il finale, è vero. Lo avevamo lasciato lì un po' in stand-by prima. Lo Jesolo nella gara di andata con il Cardano dei play-out di Serie B ha vinto per 6-2, quindi mister Foletto e i suoi avvicinano la permanenza. Attenzione all'apertura per Magon, il numero 7 verso Canciai, non arriva il pallone, poi riprende in contropiede, poi arriva Zeppa che commette il primo fallo. Fallo intelligente che blocca una ripartenza pericolosa del Mirano. Primo fallo dunque, prima punizione battuta dal Mirano, però deve essere ripetuta perché il pallone non era fermo. Pronto Vaniero a battere dopo il fischio del signor Ferro di Verona. Canciai in anticipo a togliere il pallone dal piede di Colledan. Intanto iniziano a muoversi i giocatori sulle panchine, c'è Stocco pronto là ad entrare, sta ultimando la rifinitura prima di entrare, c'è un giocatore anche per il Baita, il numero che è coperto dalla pettorina arancio fluo. Scandagliato per Vanin che va a calciare, arriva la respinta di Emanuele Saccani che rivediamo subito, è pronto al replay. È parata importante questa, perché il pallone era diretto sul secondo palo. Sì, bella parata del portiere del Baita. Tanto parlando di portieri, ne è arrivato uno che è abbastanza bravo, Andrea Bastini, team Giorgione. Qualche gol ha fatto, attenzione a Zeppa, l'apertura con Luke per Magon che va via sulla corsia laterale, il pallone però è uscito. È comunque rimessa laterale per la squadra di casa quest'oggi, perché il Baita gioca in casa. Protesta con le Dan perché pensava fosse a suo favore. Intanto anche il primo cambio entra con la maglia numero 6 Chakib Chaid, 9 gol per lui in stagione. Il miglior marcatore è Cristiano Bassi con 20 centri in campionato. Dalla parte opposta invece Basic Matteo non ancora entrato, quindi l'apertura per Canciai, c'è il fallo, un brutto fallo, c'è un cartellino giallo per Vanin che termina subito sul taccuino di cattivi dopo pochi minuti. Andiamo a rivederlo, me l'ero un po' perso. Qui forse più un fallo di frustrazione per... Sì, si stavano strattonando da un po', soprattutto Vanin. Fallo mi sembra corretto, anche il giallo. Qualcosa da dire tra i due giocatori, ma intanto in attesa che possa tornare anche il pallone in campo. Si è perso il pallone. Penso che il pallone sia dietro agli stendardi. Intanto il dirigente del Baita, versione crono tabellonista, giusto? Tabellonista. Intanto sbirciamo anche dal telefonino del buon Roberto, la super sfida champion tra Milan e Udinese, porca paletta, che poi il bianconero non è mai bello. No, per noi no. Attenzione, scambio di punizione, Chakib, il secondo palo cercava Magon, una gamba altissima, non c'è il fallo, e adesso arriva il fallo di Bassi che si prende il cartellino giallo. Ci stava un fallo prima però. Giallo giusto, però c'era il fallo su Canciai che non poteva togliere la testa. E lo rivediamo forse, sì. Gamba molto alta. Erano due le gambe alte, lì era un fallo di seconda. Poi Bassi ha bloccato la ripartenza, giusto il fallo, giusto il giallo. Se avevo dato il giallo a Bassic, invece era il giallo per Bassi. Cristiano il Bassi.
perché ricordo che con il bite sempre usare il, perché ogni volta che uno dico attenzione alla ripartenza del bite, qui viene fermato Riccardo Piana, giocatore a cui farà molta attenzione. 14 gol per lui, intanto è entrato anche Stocco per la formazione e anche Basic del Mirano, Canciai E anche fermato. Zanchetta, triplice cambio. C'è il fallo e anche il cartellino giallo per Canciai, cartellini gialli che ora stanno volando in campo. Dopo 8 minuti abbiamo 4 falli e 3 gialli. Anche qui giallo sacrosanto, tra l'altro commesso davanti al direttore di gara, il signor Dylan Marin di Portogruaro. Gli arbitri si vede perfino con tenere bassa la tensione, giustamente, vista la partita, meglio subito intervenire e placare gli animi. Ci chiedevamo nel pre-partita che Mirano aspettarci, mi sembra un buon Mirano stasera, è partito bene, un buon possesso palla, vediamo come sarà il proseguo della partita. Zanchetta per Caregnato, unico giocatore del quartetto di movimento di partenza per Mr. Stein ancora in campo. Ancora Caregnato, Stocco, ottimo triangolo, bravo Piana a fermare l'avversario. Volevano il fallo, c'era stata una trattenuta d'esperienza, però Stocco ha tirato la maglietta e poi l'ha anche lasciata subito per evitare il fischio. Mister Zeppa intanto a colloquio con il signor Ferro di Verona per chiedere delucidazioni dopo la richiesta di un fallo non ravvisato dal direttore di gara della sezione veronese. Nel frattempo è uscito Caregnato, completa il cambio dell'intero quartetto Mr. Stein, è entrato Biagiola. Quello che abbiamo visto anche martedì con il Valli, comunque rotazioni lunghe per la squadra di Mr. Stein, che possono far solo che bene in vista di una possibile finale di domani. 2 quartetti da far ruotare. Finale che vedrà la vincente di questa sfida contro la vincente della sfida che chiuderà la prima giornata tra Cuore Celtic Verona e Monticano. In campo alle 21:30, sempre qui la Belbotea Arena, teatro di questa kermesse di finali di Coppa di C2 e D. Intanto la palla per Biagiola, un gol per lui in campionato che non riesce a trattenere però in campo la sfera, lo la può ripartire Saccani, lungo per Said, Biagiola ruba il pallone a Piana, poi Stocco va a calciare un destro impreciso. Non si può permettere però il bite a perdere palloni del genere con una squadra contro il Mirano, come con il Mirano. No, perché poi rischi di prendere gol. Al primo errore ci sono giocatori in campo che possono castigarti. Si rivede intanto Bonotto che riceve un pallone servito praticamente da Canciai, con il Mirano che può ridistendersi nella metacampo avversaria. Biagiola servito da Basic, va ora da Zanchetta, prolunga per Stocco, ancora Zanchetta, il numero 10, lo scambio con Basic cerca di andare via sul fondo sulla corsia laterale, ma Canciai fa buona guardia, si abbracciano i due, un abbraccio poco amorevole. Intanto rientra Bassi, deve fare attenzione Bassi, ammonito sul taccuino dei cattivi assieme a Canciai e Vanin. Intanto Bassi, l'errore nel disimpegno di ripartenza, non si intende con Chakib. Non gli ha dato l'appoggio, è scappato, Bassi invece cercava l'appoggio, i due non si sono capiti, rimessa a Mirano. Si prova ancora il Mirano, fermato da Piana, però il tentativo di incursione di Zanchetta, laterale per il numero 10 che lascia a Biagiola la battuta di questo laterale. Zanchetta, il pallone era uscito. Il direttore di gara ha detto alla panchina che stava protestando un attimo, che mette il fischietto in bocca, era vistoso insomma che il pallone fosse uscito. Intanto, era lì, non poteva sbagliare. Intanto tambureggia una tifosa del Mirano, Chaid, che è la figlia di Basic. Basic anche Capo lei, Ultras. secondo me. Basic anche lei. Tanto è arrivato anche il mister del Romano, la prima apparizione, mister Ferronato, prima apparizione in C2, un'ottima salvezza qui. Intanto attenzione alla partenza di Zanchetta, ma Saccani esce molto bene, non rischia con il sinistro, va con il destro, esce nei tempi giusti. Molto bene la lettura di Saccani in uscita.
Biagiola, però siamo già sulla corsia opposta rispetto alla tribuna, gran numero di Biagiola, poi il pallone era già uscito, allora potrà ripartire Saccani che chiama lo schema, mi sembra uno schema 1 con il dito indice alzato per il numero 12 del Baita che lancia lungo per Cristiano Bassi che non riesce a trattenere in campo il pallone, allora tornerà in possesso il Mirano con laterale ancora battuto da Biagiola. Mirano che a differenza di martedì dove aspettava il Chioggia, questa sera sta pressando il Baita, cambio di strategia per Mr. Stein, vedremo se darà i suoi frutti. Intanto passaggio praticamente riferato di Zanchetta per il portiere Saccani, fermato Bassi in mezzo al campo, un fallo duro a modo di vedere dalla panchina del Baita, volevano forse anche un cartellino, Bassi toccato duro, andiamo a rivedere nel replay. Ma mi sembra un fallo onesto ma non da cartellino giallo. Si danno il 5 intanto Zanchetta e Bassi, c'è comunque fair play in campo, ancora ancorato sullo 0-0 di partenza questa sfida quando sono trascorsi già 13 minuti. È pronto Mr. Stein ad operare nuovi cambi, punizione con Canciai, la giocata per Bassi che tocca il pallone per Canciai, Canciai lo tiene vivo, resta a terra, recupera, è entrato Stein, fermato però da Chaid, gran recupero difensivo di Chaid ora che rischia di perdere il pallone, lo tiene in possesso, lo allunga. Attenzione a Stein che stava per commettere fallo, Canciai lotta con Bassic, l'apertura avanti per il pivot Bassi che poi si allunga il pallone, inizia a farsi un po' scorbutica e maschia la partita. Molto maschia in questa fase, contrasti duri, i giocatori entrano duri. Stein che non c'era martedì per le 2 giornate di squalifica rimediate nell'ultimo turno di campionato, salterà anche la prima playoff, stasera è fresco e riposato. 8, 15 e 22 maggio, intanto un tiro dal divano di casa sua di Zanchetta con Saccani bravo a prolungare il pallone in corner, pericolo perché Saccani era distante però era un tiro velenoso e bravo il portiere, bravo anche Zanchetta a metterla angolata e costringere il portiere a una gran parata. Recupera intanto, quasi perde Chaid il pallone, Bassi non riesce ad indirizzare la sfera per Marco Zeppa, intanto rientrato in campo come è rientrato anche il collega di numero Luca Scandagliato che porta anche la fascia di capitano per il Mirano. Stein per Caregnato va a calciare sul petto di Bassi che poi scarica lontano un destro che termina 1 metro alto sopra la porta di Bonotto che comunque stava arretrando e controllando i pali. Rientra anche Colledan. Ristabilito il quintetto per 4 quinti di partenza. Stein intanto qui non è preciso con le Dan nel cercare di servire Caregnato, di fatto il Mirano regala una rimessa laterale alla squadra del Baita con Marco Zeppa pronto a giocare comodo per Chaid. Canciai, Zeppa viene fermato, c'è il fallo, non c'è il fallo, ecco in questo caso io ho un dubbio che il direttore di gara non abbia visto il fallo, stava già indicando il laterale per la parte opposta, qui forse ci poteva stare comunque il terzo fallo, era in ritardo Stein. Sì, credo anch'io che non sia stato visto. Un futsale un po' inglese, intanto soffrono anche i tifosi in tribuna. Recupera il pallone il Mirano, il palo di Matteo Colledan, grandissimo errore che però della difesa del Baita, grande occasione, qui Canciai lotta a Bassi e a terra, Stein fermato senza il fallo da Zeppa va via, ma grandissimo Scandagliato a dire di no. Era un 3 contro 1 pericoloso, bravissimo Scandagliato. Si stava legando la scarpina a Stein, non era avvisato però dal direttore di gara, intanto qui Bassi concede il pallone a Caregnato, va via, poi esce Saccani, deve fare molta attenzione Bassi, è già ammonito. Infatti non ha affondato, ha tirato via il piedino. Sarebbe stato sicuramente secondo giallo. Tanto 13 a riposo il tiro di Caregnato, risposta di Saccani, ancora Caregnato, sbatte su Canciai, il pallone però poi oltrepassa la linea lunga della Belbotea Arena, dunque laterale già battuto con Scandagliato che apre a destra per Stein, Stein va sul fondo, viene fermato in corner
lo stesso Stein va a battere il corner, se il buon bomber Muteano si gira, ma gli dico assettate, così Sì, vediamo ci meglio sta la nascondendo porta. un po' la visuale. Intanto ancora Saccani, ancora il duello con Colledan dalla distanza. Saccani è l'ultimo del pallone, lo mette in corner già battuto. La giocata, ottima giocata questa. Buono schema, bravo il Baita a leggerlo. Imbucata di Scandagliato, sponda di Colledan per il tiro di Caregnato, però il difensore del Baita attento e chiude. Baita ora chiuso nei propri ultimi 10 metri. Il pallone però intanto era uscito. È un Milano che sta creando, sta spingendo. Ha messo il Baita nei loro 15 metri e il Baita fa fatica a uscire, il Milano sta alzando la pressione e le occasioni. E mister Nicolas Zeppa allora va a chiamare il time out. 0-0, non sono mancate le emozioni. Fosse un incontro di box ai punti, Mirano meriterebbe qualcosa di più in questo momento, però va detto che Saccani è stato attento tra i pali. Sì, Mirano che è delle due quella che sta meritando il vantaggio, però partita ancora bloccata. Bonotto per il momento inoperoso. Vedremo se mister Zeppa troverà qualche contromisura. Abbiamo oltrepassato a pochi minuti la metà del primo tempo, sempre 0-0 il punteggio, pronti a rientrare in campo Baita, Saviabona e Mirano per questa prima sfida che mette in palio il posto per la finalissima di domani sera alle 19, l'ultimo atto della Coppa Veneto di C2. Coppa Veneto che chi arriverà ad alzarla metterà in palio il primo posto nel ranking degli eventuali ripescaggi in C1 e si fa tanto vociferare. Sarà un'estate, come sempre lo è, bollente nel mondo del futsal regionale. Potrebbe esserci una defezione in C1 in effetti. Vedremo cosa Staremo succederà. a vedere. E intanto settimana prossima, venerdì 17 all'Olof Palme di Cadoneghe, ci saranno Vigo Reale e Valdagno che si giocheranno il posto di permanenza in C1. Ieri sera 6-5 del Vigo Reale sulla Valdagno, gran partita con un Pablo Ranieri ancora stratosferico, 5-4 forse. È bello che sono andato anche a vedere la partita, sì, però allora è grave. è grave, ma sai, a livello di numeri, gol così, faccio presto a perdere quello che è il risultato finale. Beh, diciamo un gol di scarto per il Vigo Reale. Esatto, dai, 5-4 confermiamo. 5-4, che fosse 6-5-5-4 la stessa cosa. Vigo Reale che poteva chiudere più volte la partita, Valdagno che è tornato in partita, a un certo punto poi ha rischiato anche di essere affondato. Tutto aperto per il ritorno. Assolutamente, sarà una grande battaglia. E ti ripeto, Ranieri, 47 anni, fa ancora la sua porca figura in C1. Bisognerebbe vedere stamattina. No, stamattina ha detto che non sa camminare, oggi è disteso, lo salutiamo, il buon Pulga Fabio Ranieri. Importante che recuperi per giovedì sera. Assolutamente. Canciai, Zeppa, cerca di prolungare, Basic mette il piede, c'è fallo laterale, 20:45 sul cronometro, sono già andati meno 10 minuti più l'eventuale recupero di questa prima semifinale. Ricordo che in caso di parità ci saranno direttamente i calci di rigore scandagliati, quando recupera il pallone lo serve a destra per Colledan, giro palla verso Vanin, deve fare attenzione anche il numero 5 del Mirano, munito per primo in questa sfida, scandagliato, il tiro non trova lo specchio della porta, aveva comunque Saccani chiuso bene il primo palo e controllato l'uscita della sfera alle sue spalle senza grandi problemi, proprio Saccani, il 12 del Baita, gioco comodo per Magon, in fondo verso Canciai, si era proposto Zeppa, Baita che fatica a superare la metà campo perché il Mirano sta giocando una gran partita, Roberto. Sì, sta giocando bene, a differenza di martedì, c'è un buon giro palla, sta creando occasioni, in difesa non sta concedendo nulla, la pressione messa da mister Stein sta pagando, quindi buon Milano. Intanto c'è il terzo fallo anche del Mirano, situazione pari anche nei falli, Canciai era partito. Storia particolare quella di Canciai, costretto, attenzione, palla per Magon che si allunga,
Canciai ha dovuto salutare l'Italia per una stagione per andare a fare il servizio militare in Thailandia, se no avrebbe rischiato di non poter più tornare nel paese d'origine dei suoi genitori, prodotto del vivaio di uno degli ultimi Arzignano quasi grifo, Canciai. Ha assolto i suoi obblighi, quindi adesso è libero eventualmente di tornare. Che rischio! Arriva la Stocco. puntata di Stocco ed è ancora Saccani, la rivediamo. È molto attento Saccani, ha anche anticipato il movimento, è uscito verso il tiro e ha chiuso lo specchio. Bravo il portiere del Baita. Sì. Non felice però del movimento dei suoi compagni, ha tirato un paio di occhiatacce, 4 visto che porta gli occhiali e anche chi vi parla ha gli occhiali. Attenzione, Bassi per Magon, Magon, il Magon alla prima occasione in fila, un destro imprendibile, 24esimo minuto, il Baita è avanti. Chi lo avrebbe detto? Al secondo tiro in porta praticamente della partita, il Baita trova il vantaggio a ripartenza, era quasi un 2 contro 0 e Magon da lì non sbaglia. Nulla ha potuto Alessandro Bonotto. Baita avanti. Primo errore in fase difensiva del Mirano e il Baita trova subito approfitta del primo errore per andare in vantaggio. Ma un giocatore esperto, anche lui ha calcato palcoscenici ben più grandi. Bassic intanto la girata. Occasionissima per il Mirano per ristabilire subito la parità. Bassic si fa trovare bene fra le linee. Conclusione così, ma Mirano che resta sempre molto pericoloso. Era appena entrato Alex Terran, era leggermente in ritardo, ma comunque tenuto salve la porta dei suoi. Bassi intanto tiene il pallone, lotta, Bassi, c'è il fallo non ravvisato con Bassic che va a calciare in mezzo, il pallone che resta lì, vorrei rivederlo, ma mi sembra che sia stato colpito in malo modo. Vediamo se Andrea Giambattista della regia ci si fa rivedere e riproporre il... sì, questo era un brutto fallo secondo me. Andrea, se ce lo fai rivedere un'altra volta per cortesia, così almeno anche Bon... Poi grande occasione per il Mirano, sì, ma non sfruttata. Qui il fallo è... Sì. Tra l'altro il signor Ferro di Verona era proprio lì in giusta traiettoria, colpito sulla gamba lontana. Forse anche da cartellino giallo. Sì, ha rischiato. Una partita maschia, non cattiva, 3 falli per parte. Questo fallo però poteva essere un fallo che avrebbe spostato l'ago della bilancia a favore del Baita quando mancano 5 minuti esatti e riparte proprio la formazione di mister Zeppa. La palla non è uscita e adesso arriverà anche il cartellino di Stocco. Cartellino giallo, quarto fallo. Inevitabile. Forse però ci sono delle proteste, vediamo, qui da qua non si vede, ma sembrava fosse ancora in campo il pallone. Sembrava più dentro che fuori. Più dentro che fuori, esatto. Quarto fallo e anche Stocco ammonito, dunque un altro giocatore che deve fare molta attenzione, ammonito il numero 7, il signor Ferro. Pareggio anche nei cartellini gialli, se non sbaglio. Assolutamente, perché Canciai e Bassi ammoniti per il Baita, Stocco e Vanin invece per il Mirano. Magon, autore del gol per Canciai, recupera dietro Terran che fa buona guardia in fase difensiva. Terran per Magon, e qui Bonotto. Magon dimenticato dalla difesa del Mirano. Bonotto si è arrabbiato, ma gran risposta del portierone del Mirano. Magon era completamente libero, gran passaggio, bravo Bonotto a chiudere in uscita. Baita che si sembra, intanto è entrato anche il capitano Marco Tomasini, uno dei giocatori che ha dato il là all'avventura del Baita. Baita con poche occasioni, ma quando crea qualcosa è molto molto pericoloso. Bassic per Zanchetta sul secondo palo, arrivavano Vanin e Stocco. C'è un bel anticipo di Bassic, scarico per Zanchetta la mette in mezzo, ce n'erano 2. È passato proprio in mezzo. Il passaggio è stato leggermente impreciso e nessuno dei due è riuscito a trovare il colpo vincente. Palla lunga proprio per Tomassini, Bonotto esce, scarica comodo per Zanchetta che gira subito la parte opposta per Bassic, si accentra Bassic, il pareggio di Matteo Bassic, 1-1, tutto subito da rifare per il Mirano. Saccani l'ha toccata, ma era un tiro imprendibile. Sono i gol di Bassic, giocatore eccezionale,
ho avuto la fortuna di allenarlo, qui rientra, tiro, il portiere la tocca, attraversa linea ma poi la palla entra. Sono i gol di Basic e qui a Tombolo anche nelle Final 8 di C1 ne ha fatti vedere di gol così. Tra l'altro gol ne ha segnati perché è già a quota 20 in questo campionato, ad esclusione ovviamente di quelli che ha segnato in Coppa. Importantissimo quello che ha messo segno poco fa, 28esimo, 1-1, dunque ristabilita la parità in una sfida che comunque non ha mancato di regalare emozioni. Anche qua il gol sbagliato, tanto Tomassini che va a terra, non c'è il fallo di Zanchetta, pressione alta per il Baita con Canciai che entra quasi a prendersi il pallone. Teheran fermato, Stocco la ribalta in modo immediato il Mirano, 29esimo minuto e c'è il sorpasso di Davide Stocco, 2-1 Mirano. È successo di tutto, Stefano. Prima un'occasione per il Baita, grande intervento di Stein se non sbaglio, poi ripartenza, Stocco ruba palla davanti al portiere, gran gol. Anche qui Stocco Davide è gran giocatore, un giocatore che ha fatto spesso C1 e porta in vantaggio i suoi. Nel momento migliore del Mirano il Baita ha pareggiato, poi nel momento in cui il Baita sembrava avere qualche sprazzo di predominio, insomma un 2-1 veloce che riporta avanti il Mirano. Due giocate, il Mirano l'ha ribaltata. Ci prova ancora, intanto accompagnato a terra, mi sembra che Caregnato. fosse il numero 8 Caregnato, sì, volevano un fallo. Un minuto ancora da giocare, Saccani per Tomassini, palla lunga a cercare Teheran, troppo profonda la palla servita per il numero 5 del Baita. Hanno anche una bella maglia i ragazzini qua, quella R del Vicenza, ma se stanno anche seduti comodi è anche meglio per noi, per la nostra visuale. Stein intanto per scandagliato, dimenticato Coledan, mette giù il pallone, viene braccato però di prepotenza da Canciai che commette fallo. Lo tiene per il braccio, lo atterra, posizione corretta, 4 falli a testa. Adesso soltanto il... Però manca poco, quindi difficilmente credo arriveremo al tiro libero. Ma di solito alla Belbote Arena il tiro libero non viene mai concesso. Non ti fanno, non c'è. Alla Belbote non si può. C'è. Attenzione però perché il Mirano ha la possibilità di andare a riposo sul +2, punizione ghiotta ed invitante per attenzione al sinistro scandagliato da fuori, potrebbe essere un'opzione. Con Caregnato che può dar fastidio in mezzo all'area, Stein e Coledana si scambiano posizione, il fischio del signor Marin, il tiro di Coledan che non trova lo specchio di porta. Difficile far gol da lì con barriere e portiere schierati. Non ho visto se il direttore di gara ha concesso anche il recupero, sta contando i 4 secondi a disposizione per Saccani per ripartire. Tomassini intanto perde il pallone, recupera Coledan, Coledan si accentra, Coledan, il tiro sporcato in calcio d'angolo con la deviazione di un giocatore, Canciai. Mirano che ha reagito bene al vantaggio del Baita, perché dopo martedì il vantaggio del Baita al primo tiro in porta poteva essere deleterio, invece sono stati bravi i ragazzi Mr. Stein a non perdere la testa e a ribaltare la partita. Coledan si accentra, il tiro fuori di poco, la conclusione del numero 11, mentre il direttore di gara è pronto a fischiare 2 volte, lo avete sentito in sottofondo, e a mandare le squadre del riposo. Un 2-1 per il Mirano che comunque ci ha divertito. Sì, te l'avevo detto prima della partita che il Baita poteva essere una squadra insidiosa da affrontare per il Mirano, così è stato. Mirano che va meritatamente in vantaggio a fine primo tempo, secondo me, per le occasioni che ha avuto, però Baita abbiamo visto che è può essere molto pericoloso se gli viene concessa l'occasione. 10 minuti di pausa e poi il vostro Stefano Testoni con Roberto Tosin torneranno qui a raccontarvi il secondo tempo di Baita Mirano.
Eccoci di nuovo live qui alla Belbotea Arena per il secondo tempo di Baita Saviabona Mirano, con i ragazzi del Mirano avanti 2-1 dopo i primi 30 minuti, la prima semifinale della Final Four di Coppa di C2, con il commento tecnico di Roberto Tosin. Vi raccontiamo una partita che vede il laterale in favore del Mirano. Roberto, negli spogliatoi, tu che sei allenatore, cosa avrà detto Stein e cosa avrà detto invece Zeppa per il ritorno in campo delle due squadre? Allora, secondo me Stein avrà detto di continuare così perché il Mirano ha poco da rimproverarsi. Attenzione, qui Stein giocatore vicino al 3-1, avrà detto di continuare così perché al Mirano si può rimproverare poco o nulla, di stare super attenti in fase difensiva perché al minimo errore abbiamo visto che il Baita è pronto a colpire, mentre Zeppa credo che al Baita abbia detto di restare in partita il più possibile e magari provare un forcing negli ultimi 10 minuti, perché comunque il Baita ha concesso, però comunque in fase difensiva è attento ed è anche pronto a prendere palla e ripartire. Intanto perde il pallone, come Bassi, adesso. attenzione, Magon, seduti, bravissimi ragazzi, grazie. Qui il pallone intanto era uscito, ho sgridato dei ragazzi. Ci boicottano la visuale. Che scatto felino, però si vede che sono giovani, perché sono stati subito pronti a... Bravissimi. Io ci avrei messo mezz'ora prima di sedermi. Intanto Mirano, e anche qui appunto lo stavi dicendo e i ragazzi in campo lo stavano sentendo, che hanno concesso poco quelli del Mirano, ma quando concedono diventano pericolosi i ragazzi del Baita. Il Baita è pronto a far male. Intanto iniziano ad arrivare anche i ragazzi di Monticano e Core Celtic Verona, protagonisti della seconda semifinale che avrà il fischio d'inizio alle 21:30. Manca una vita, speriamo che nel frattempo tra le due partite possa arrivare almeno il panino. Vediamo se ci sono i bigoli, Roberto. No, qua no, non siamo a gennaio, Basic alza il tiro, il numero 13 che ha già messo. Buona conclusione, schema da fuori l'abbiamo visto anche martedì, uno schema che il Mirano usa spesso e volentieri, ha dei tiratori, quindi giustamente lo sfrutta. Attenzione alla ripartenza. Zeppa intanto cerca di uscire, viene fermato però da Scandagliato. Bassi. Scandagliato e un muro dietro. Carignato ad apertura per Stein, bravissimo Saccane. Gran parata. Stein chiedeva il tocco fuori area, ma era ampiamente dentro il portiere del Mirano, del Baita. Il portiere del Baita che... E lo rivediamo anche, nettamente dentro. Sta giocando una gran partita, migliore sicuramente dei suoi. Qui dato Magon, il pallone deviato in corner, l'ultimo a toccare è stato Basic, che è stato poi anche colpito dal numero 7 del Baita. Basic ha spostato la palla, il giocatore del Baita ha colpito Basic. Contatto fortuito, però Basic ha sentito sicuramente il colpo. Attenzione al corner per la formazione di mister Nicolas Zeppa. Basic capisce tutto quanto, Magon si fa aiutare, no, non si fa aiutare da Saccani, c'è comunque Stein che mette in fuori laterale con Magon che aveva portato momentaneamente avanti il Baita, che ha battuto questo laterale, palla scodellata alta, Stein di testa, poi Zeppa, la scodella ancora più alta che va a toccare la parte superiore della Belbotea Arena, dunque laterale in zona d'attacco per la squadra del Mirano. Oggi formazione ospite in questa prima semifinale. Basic, lo schema con Scandagliato lascia lì per Carignato che arma il destro. Zeppa ci mette il piede, dice di non aver toccato il pallone. Il numero 3 Marco Zeppa, 10 gol per lui in stagione, si arrabbia con Ferro e anche con Stein, reo di non aver confermato la sua decisione. Basic intanto si gira bene, Zeppa esce in velocità, viene però fermato da Scandagliato, poi si lascia anche cadere la terra, azione un 3 contro 1, Stein, bravissimo. Gran chiusura di Bassi, ma è ancora lì il Mirano, intanto è rimasto a terra un giocatore e poi arriva il tris di Matteo Basic che porta sul +2 il Mirano. Nessuno si era accorto del giocatore a terra e Basic firma doppietta e porta sul +2 il Mirano.
Qui il Baita non si è accorto di essere in inferiorità, non ha buttato fuori la palla, Basic l'ha rubata, ha calciato e ha trovato il portiere Saccani non proprio impeccabile nell'occasione. 3-1 Mirano. Primo errore diciamo di Saccani, intanto viene richiamato l'intervento dei sanitari per il numero 3 Marco Zeppa che si tocca la caviglia, vedete lo spray, quello miracoloso sulla caviglia sinistra del numero 3 Vicentino, che viene aiutato a rialzarsi dallo staff. Esce claudicante. È molto, molto claudicante, sì. Non ho visto bene cosa sia successo, il contatto, se ha preso un colpo. Qualche protesta, però a poco hanno portato le proteste per il gol poi segnato da Basic con il giocatore a terra. Ma è stata un po' l'ingenuità del Baita, aveva recuperato palla, doveva metterla fuori e tornare in parità numerica. Settimo minuto, 3-1 per il Mirano. Un Mirano che si sta difendendo ora da un nuovo fallo laterale in favore della formazione di mister Nicolas Zeppa, quarta classificata con 37 punti nel girone A di C2, girone vinto dal Cuore Celtic, protagonista più tardi nella sfida con il Monticano. Attenzione Magon, incrocio pieno, fotocopia del gol questa volta. Uguale, intercettato palla, brutto passaggio orizzontale di Caregnato, intercettato da Magon, stavolta il palo salva il Mirano. E tu sicuramente mi insegni che i passaggi orizzontali sono deleteri nel calcio 5. Così tanto non si fanno, sono molto pericolosi. Stava per riaprire la partita il Baita, il legno della porta difesa da Bonotto ha salvato la squadra di mister Nicolas Stein. Nel frattempo intanto Soncin, mister Stein ha messo mano a tutti gli effettivi dei giocatori in movimento. Cosa non di poco conto questa, in una partita che poi potrebbe proseguire domani con la finale. Coledan, serie di finte, Coledan spinto da Bassi, non riesce bravo Bassi a intervenire con le mani e mettere in difficoltà Coledan. Said per Magon che cerca di chiudere il triangolo, siamo già dalla parte opposta, Canciai fermato quadrato, Canciai, attenzione Canciai fermato da scandagliato, e guadagna anche la rimessa dal fondo. L'abbiamo detto prima, scandagliato un muro dietro. E qui però e non sta al meglio. Sì, perché anche martedì nella sfida con il Valli era uscito qualche minuto per un problemino alla caviglia. Sì, alla caviglia un po' in disordine in questo periodo, quindi sta stringendo i denti oggi, però adesso l'abbiamo visto un po' dolorante. Canciai però intanto, il giocatore fondamentale per il Mirano e per mister Stein. Canciai intanto aveva cercato di aprire palla verso la parte opposta, qui si era posizionato con Magonna che non ha trattenuto il pallone in campo, Saccani intanto per Said proprio verso Magon che cade a terra, Soncin cerca di andare verso il corsia laterale, Soncin va a fare sportellate con il numero 6 della Baita. Stiamo vedendo in questo secondo tempo, Stefano, tanti errori e tante ripartenze da parte delle due squadre che nel primo tempo non avevamo visto. C'è qualche errore di troppo e le squadre ne approfittano per ripartire ed essere pericolose. Anche qui l'errore di disciplina di Canciai, poi Coledan non riesce a servire un pallone buono per Zanchetta che comunque ringrazia dell'idea il compagno di squadra con la maglia numero 11. Magon, giocata clamorosa. Una giocata di Magon, però c'è Bonotto. Bravissimo Magon. Poi però aveva poco angolo e quando Bonotto ti esce ti chiude la porta diventa piccola piccola. Già la porta è piccola piccola che quando non esce. Attenzione a Coledan che tende il rinforzo, Vanin fermato. Qui l'entrata sembrava fallosa. Scivolata di Said. Se lo prende col piede di richiamo. Arbitro era lì 1 metro. Resta a terra Vanin. Ha preso un bel colpo. Si rialza però, insomma lo vedete inquadrato da Andrea Di Giambattista che cura la parte ripresa video e regia di questa kermesse di Tombolo.
Pronto Nel frattempo, Saccani. Stefano, anche in questa partita il pubblico è... il palazzetto è bello pieno. Saranno felici quelli del team Giorgione che oggi hanno vinto in casa del Liga Sfutta del Cividale e stanno facendo Rischio di cassa. Said. Attenzione, Vanin, Saccani ci mette le mani. Fa fatica il Baita, mi sembra, ad uscire dalla propria metà campo, a volte lo fa un po' con delle mosse forzate, però c'è Saccani che nonostante un gol, forse un gol sulla sua C'è coscienza, una piccola indecisione sul tiro l'unica di indecisione su in una grandissima partita. Sì, sono d'accordo. Ha tenuto lui in piedi il Baita per larghi tratti. Intanto arrivano anche le patate, sono quelle fritte. Si è girato a mezza tribuna, chissà cosa pensava. Attenzione, Coledan, Bassi recupera il pallone, va via Bassi, viene spinto, Bassi si prolunga la sfera, poi calcia con la punta del piede. Zanchetta fermato da Canciai, il laterale però giustamente è assegnato. Gran giocata di Bassi, che poi però è arrivato un po' scordinato alla conclusione, non è riuscito a fare un tiro potente per impensierire il Bonotto, però Bassi. la giocata c'era stata. Tra l'altro Nicolas Zeppa allenatore, Marco Tomassini capitano, Cristiano Bassi giocatore sono i fondatori nel 2022 del Baita Saviabona, un Baita che ricordiamo con il quarto posto in campionato ha chiuso la stagione al punto più alta della sua giovanissima storia. Insomma, quarto posto, Final Four di Coppa, direi che la stagione è positiva per il Baita Saviabona. Però sai l'appetito che viene mangiando e come diceva Nicola Zeppa in apertura proveranno fino all'ultimo di giocarsi le proprie chance per andare in finale, la finale di domani delle 19, ma sembra insomma che il Mirano possa amministrare con tranquillità questi due gol anche se mancano 18 minuti ancora di gioco, la partita è ancora lunga, l'incrocio di pali ha negato il -1 a Magone, la doppietta personale, quindi intanto Mancano tanti minuti, però la partita è ancora aperta, non è chiusa. Abbiamo visto appunto Magone ha avuto l'occasione, abbiamo già detto il Baita se c'è l'occasione è pronto a colpire, quindi è ancora tutto da giocare. intanto il cambio tra i due veterani Tomassini e Bassi, palla non precisa di Saccani per Teheran, torna in possesso il Mirano che rimette dentro il numero 7 Davide Stocco in gol in questo secondo tempo. Zanchetta, Soncin, cercare Zanchetta, non riesce però il passaggio, Caid per Magon, Soncin bravo a recuperare il pallone a strapparlo dal numero 7 Vicentino. Soncin intanto da terra commette fallo, primo fallo di questa ripresa. È preso un tocco di mano di Soncin, ravvisato dall'arbitro. Intanto Stocco ci mette il piede, Tomassini per Caid, Teheran cerca Tomassini, ci arriva, palla per Magonna che viene anticipato, Tomassini va a far sportellate con Vanin che cade a terra, non c'è il fallo, Vanin in possesso palla, da lanciare lontano, Caid il sinistro che va a sbattere proprio contro Sulla la faccia testa del compagno. del suo capitano, mentre rientra Biagiola al posto di Soncin. E come dicevi prima, Mr. Stein li ha messi dentro tutti quanti. I giocatori di movimento li ha messi tutti, manca solo il portiere di riserva. Bonotto, che rischio, riesce comunque a dare palla Qui a gli è Stocco. andata bene, si è avventurato, palla al piede, poi gli è mancato un po' l'appoggio, ma è riuscito a trovare comunque Stocco che ha guadagnato una rimessa. Proprio Stocco batte il laterale con Magon che va a sbattere contro Zanchetta, Caid si prende il pallone. È entrato deciso Magon, si stanno spiegando i due. Tomassini per Caid. Magon ha visto una mezza occasione, ha provato a fiondarsi sulla palla senza mezze misure, giustamente. Teheran intanto cerca di tenere vivo il pallone, lo portano via quelli del Mirano che non riescono però a trattenerlo in campo, lo scambio con Caid per Magon sulla corsia di sinistra, Caid il tiro, Bonotto, ottima azione. Adesso Mirano che sembra aver un po' allentato il ritmo e Baita che cercherà di... Bella azione del Baita, bravo Bonotto, però il tiro non era irresistibile, Caid poteva calciare sicuramente meglio. Laterale proprio davanti alla panchina della squadra allenata da Nicolas Stein. Teheran per Caid, mancino
che si chiude troppo ed esce a lato alle spalle di Bonotto. Lo stesso Alessandro Bonotto si incarica della battuta di questa nuova rimessa dal fondo. Intanto abbiamo superato il 15° minuto, sono sempre meno le possibilità per il Baita di riaprire la partita, deve assolutamente alzare il ritmo. Saccani, Chaid, cercava Tommasini, scandagliato, il tiro, mancino fuori, quello del capitano del Mirano, che subito andiamo a rivedere con il pronto replay che ci offre Andrea Di Giambattista. Tommasini recupera il pallone, Biagiola fermato da Magon, non ha saputo capitalizzare al meglio la formazione veneziana questa ghiotta occasione servita su un piatto d'argento dalla formazione del Baita Saviabona. Intanto Magon ancora viene tirato per la maglia da Biagiola, cartellino sacrosanto, secondo fallo. Magon quando strappa è davvero imprendibile per gli avversari. Un gol, un incrocio, un paio di belle azioni. Bella prestazione oggi di Magon per i suoi. Magon che però sicuramente non sarà felice perché il Baita sta perdendo 3-1 quando mancano 13 minuti abbondanti. Mirano che sta legittimando comunque l'ottima prestazione qualche giorno dopo, ce l'avevo già detto più volte, una brutta sconfitta nello spareggio con il Valli che comunque è qui presente con alcune persone, dirigenti, ho visto qui. Intanto c'è il fallo di Tommasini, anche lui terminerà tra i cattivi, va subito sportivamente a rialzare, a dare una mano a rialzarsi al numero 4 Andrea Stein. Giusto, Tommasini voleva pareggiare i conti degli ammoniti 3 per parte. Intanto punizione con Stein che posiziona il pallone sul vertice, intersezione delle linee del campo che ospita le sfide di pallavolo qui alla Belbotea Arena, delimitate dalla linea rossa, proprio posizione precisa quel vertice. Stein, la rincorsa di Stein, lo scambio con Scandagliato, il pallone che poi carambola sotto le gambe di Teheran. Mirano con il suo capitano Luca Scandagliato, 9 gol in stagione, gol pesante anche questa sera, porta sul +3 quando mancano troppo 12 spazio minuti. Per Scandagliato, barriera messa male da parte del portiere, perché l'uomo sul palo doveva sicuramente salire un po' e sarebbe stato più vicino a Scandagliato per chiudergli il tiro. Il mancino di Scandagliato, non puoi lasciare così troppo spazio. Gol che forse chiude la partita. Se non la chiude definitivamente, comunque la indirizza ovviamente dalle parti di Mirano. Un +3. Attenzione ancora palla per Saccani che esce, cioè per Stein con Saccani che esce molto bene. Intanto per Ranna cercava un colpo di tacco, Scandagliato viene fermato da Chaid ma recupera ancora il pallone. La È un leone Scandagliato. Scandagliato che ora esce, infatti stavo per dire avrebbe forse adesso bisogno anche di riposare un pochino, non al Anche in meglio, ottica domani. non al meglio della condizione. Domani l'ultimo atto di questa kermesse di Coppa. Saccani intanto, Chaid cercava Tommasini, non riesce ad arrivare sul pallone il capitano del Baita. Il pallone intanto è uscito, Biagiola non lo ha tenuto vivo per il possesso veneziano, dunque laterale pronto a batterlo Canciai, comodo per Magon. Canciai l'apertura di sinistro con Stein, bravo Tommasini a recuperare il pallone, c'è la deviazione di Stein che dice di no, un gesto eloquente, dice di no all'arbitro di non aver toccato il pallone, poi va a toccarsi anche le parti intime, giusto per dimostrare di essere in partita. Lo schema con il tocco di un giocatore del Mirano, laterale Canciai fermato intanto nel tentativo di passaggio ad un compagno di squadra Saccani. Magon, Baita che deve assolutamente alzare il ritmo. Canciai, Magon, giro palla
Però non vale arrivare qua con le patatine mentre stiamo parlando, non vale, non vale arrivare brutto. qua con le patatine mentre stiamo parlando. Brutto gesto, brutto gesto. Tanto palla per il Baita, siamo negli ultimi 10 minuti di questa prima semifinale che il Baita comunque bisogna dare atto che ci prova fino all'ultimo, Mirano che sta controllando in impasse. Sì, è Mirano che credo andrà un attimo in gestione sia della partita sia delle energie in ottica finale. Qui forse c'era un fallo di Biagiola, l'arbitro lascia correre. E vedo movimento sulla panchina del Baita, vedremo se mister Zeppa preparerà il quinto di movimento come ultima mossa per provare a rimettere in piedi la gara. Intanto ha mandato in campo Yahya Mehdi con la maglia numero 9, prima parte di gara per lui in questa Final Four. Con 3 gol da recuperare a 9 della fine, credo se vogliono farlo sia il momento per fare il quinto. Kancai viene fermato da Basic, Soncin per Basic, bravo Yahya Mehdi a fermare il giocatore avversario, ben più navigato di lui. Tomassini, lo scambio con Kancai l'apertura per Tomassini, Bonotto, grande azione e gran parata, non manca lo spettacolo del Botte Arena. No, è stata veramente una bella azione, bravo l'attaccante del Baita a trovare la conclusione perché non era semplice e bravo Bonotto a chiudere. È stata veramente una bella azione da parte di entrambi. Intanto Soncin va a sbattere su Saccani che gli prende il pallone praticamente dal piede. Yahya per il numero 6 Chaid, lunga per Kancai fa sportellate con Caregnato che commette il terzo fallo di questo secondo tempo, sponda Mirano, lo rivediamo subito con anche qui il replay. fallo netto. A parte un paio di falli dove in uno ci poteva essere anche un provvedimento disciplinare, direi che gli arbitri hanno condotto bene la partita. Assolutamente, terza partita filata via liscia. Yahya, il tiro in 2/3 tempi, Bonotto che poi rilancia lungo, Saccani esce, va a litigare con Kancai, la rimessa laterale per il Mirano già battuta da Soncin, dietro per Zanchetta che fa girare il lato per Caregnato. Coledan fermato Soncin, Yahya va in velocità, Yahya supera Zanchetta, non c'è il fallo, intervento sul pallone, lo riferisce il signor Marin di Portogruaro, pallone che resta ancora lì, attenzione al tiro, fuori di poco di Coledan. Però se lo fanno rivedere. No, rivediamo la conclusione finale. Gran giocata di Yahya Mehdi. Eccolo qua, Yahya Mehdi. È una gran giocata. Beh sì, qui è venuto sull'uomo. Sì, non so cosa come l'arbitro abbia fatto a dire c'era il pallone, però era anche posizionato dietro. Una piccola sbavatura che poco cambia comunque, anche da parte di direttori di gara che, ripetiamo, hanno arbitrato benissimo. Sì, a parte un paio di sbavature che non sono quelle che incidono sulla partita. Assolutamente. 4-1 che è anche il punteggio attenzione, Yahya si allunga troppo il pallone, Bonotto bravo ad uscire a leggere i tempi giusti, ancora però il Baita, Yahya il tiro, mancino fuori. Lasciami dire Stefano, bel impatto sulla partita di Yahya Mehdi, fino adesso non l'avevamo visto in campo, è entrato bene. Vedremo se saprà risollevare le sorti del suo Baita. Nel frattempo non vedo movimenti sulla panchina del Baita. Adesso forse c'è una maglietta che si muove, ma al momento Zeppa non ritiene utile il portiere in movimento. Coledan per Caregnato a rimorchio, Coledan la puntata, fermato da Bassi li fa ripartire Yahya va a cercare di strappare, poi qua pretende forse un po' troppo, un tiro del genere a Bonotto è una carezza, un po' il solletico. Assolutamente sì. Kancai intanto, supera Soncin, poi scarica dietro per Bassi. Eccolo il quinto del Baita, adesso si è messo la maglia Chaid. Pronto allora Chaid a prendere di nascosto l'ha messa, ma l'abbiamo vista. Saccani, però recupera ancora il Mirano, palla per Coledan, fermato da Bassi, che vuole stroppare per i suoi. Kancai il tiro, Bonotto, la risposta ancora di Bonotto, intanto è entrato anche il numero bravissimo qui 24, Bonotto, gran riflesso. Ecco che entra Chaid
mossa disperata negli ultimi 5 minuti di gioco, bella palla apertura per Piana si allunga troppo il pallone, lo da dietro per Caid che fa girare dietro verso Torreran, anzi no, è Zeppa, perdono, non è laterale, Caid per Marco Zeppa, Canciai non trova lo specchio della porta, Caid che non va a dare il cambio, resta in campo. Eccolo invece che arriva il cambio con Saccani. Ma ci ha messo un attimo, se Bonotto era più veloce poteva essere porta vuota. Stein protegge il pallone, lo fa scivolare verso Coledan che va a cambiare lato verso Caregnato che Dura torna dietro però Bassic. Stefano fare 3 gol in 4 minuti, forse Zeppa doveva rischiare qualcosina un po' prima, forse ha tardato un attimo. Una delle migliori difese perché 29 gol subiti più vabbè i 3 anche nello spareggio nel campionato. Farne 3 in 4 minuti la vedo dura. Saccani per Piana che ha lo spazio per girarsi, alzare la testa, rientra intanto Caid come proprietà di movimento, Bassi, Zeppa per Caid col rischio Trova per il tunnel. Stein, poi il tunnel lo fa anche a se stesso senza tenere in campo il pallone. Intanto Arrivano anche i giocatori del cuore Celtic. formazione veronese che ha dominato il girone A di C2 con il Futsal Tricino che tornerà in campo per i playoff promozione assieme a Mirano appunto e la squadra vincente da Monticano United Futsal Rossano. Stein Saccani a terra, Piana va a prendersi il calcione, Canciai protegge il pallone sull'incursione di Bassic, c'è un po' di confusione davanti alla panchina del Baita, allora il direttore legale, il signor Ferro di Verona, richiama l'attenzione del suo allenatore. 3 minuti ancora da giocare, speranze ridotte al lumicino, vorremmo un paio di hot dog. Pensavo fosse per le votazioni prossime, raccolta firme per il prossimo sindaco, ma attenzione, il pallone era uscito. Intanto qua arriva la richiesta firme per intitolare il centro sportivo di Vigardolo alla memoria di Vincenzo Somma, con Michele Di Giambattista che ha firmato per primo. Io vado a firmare, intanto parla pure tu Roberto in questi minuti finali. Siamo a 2 minuti dalla fine, Baita che insiste con il quinto, al momento non sono riusciti a rendersi pericolosi, Milano che sta controllando abbastanza agevolmente e si avvia ad andare in finale di Coppa. 2 minuti ancora da giocare. Per me un hot dog con maionese, Michele, e una birretta, grazie. Coordinazione qui da prendere, Bassic, la finta, Stein, dietro per Caregnato, Bassic, il tiro, Saccani protegge bene il primo palo, resta lì in questi ultimi minuti di gara il Mirano in avanti, un Mirano che sta legittimando comunque una vittoria importante, ma un Baita che non ha mancato di crederci, di provarci, si era andato vicino con il vantaggio, Minato Stein va a mettere la parola fine alla vittoria di questa semifinale per il 5-1 al 29esimo minuto. Andrà Stein, gran girata Roberto, e adesso è proprio parola fine. Titoli di coda, adesso vedremo se gli arbitri che concederanno il recupero che non serve in questa occasione. Tanti cambi adesso per Mr. Stein, vittoria con merito del Mirano. Baita però che ha dato filo da torcere, fino alla fine ci ha provato con le sue forze, hanno onorato al meglio questa semifinale. Mirano che va a giocarsi un'altra finale dopo lo spareggio di martedì, vedremo come andrà domani. E Baita che comunque ci prova fino all'ultimo, cerca anche il secondo gol di questa competizione, un Baita arrivato dopo aver battuto ai supplementari il Don Romeo nei quarti di finale. Insiste Magon, Canciai, Bassi, Canciai, guarda il cronometro del tiro di gara, mancano una ventina di secondi, termini regolamentari,
Bassi, il tiro di Bassi che sbatte su Biagiola, poi la porta sguarnita, Ci prova che Zanchetta. viene centrato Fuori. da Zanchetta. E allora senza recupero arriva il triplice fischio finale con il Mirano che va in finale dopo essere stato sotto con il gol di Magon, la ribalta nel primo tempo, poi allunga nella ripresa, un 5-1 che comunque ci ha divertito e adesso toccherà a Monticano e Cuore Celtic giocarsi il secondo pass per la finale di domani alle 19. Onore al Mirano che ha saputo mettere da parte la sconfitta dello spareggio con il Valli e onore al Baita per una gran partita. Eravamo curiosi di vedere la reazione del Mirano e direi che c'è stata, da grande squadra, ha risposto presente, ha fatto una gran partita e si è conquistata con merito questa finale. Per il Baita, l'abbiamo detto, hanno onorato al meglio questa semifinale, hanno dato tutto, resta una gran stagione. Applausi per giocatori del Baita che dicono così ciao al 2025-2026, si prepareranno per la prossima stagione. Applausi anche per il Mirano che ritroveremo domani 19 in finale, tra poco alle 21:30 il fischio di inizio di Cuore Celtic Verona e Monticano. Chi vince domani affronterà proprio la squadra di mister Nicolas Stein. Grazie Roberto Tosin, grazie a voi. Risentiamo con il commento di Stefano Testoni tra un'oretta, poco più, per l'ultimo quarto di finale di questa semifinale di questa prima giornata di Final Four Belbote Arena Coppa Veneto di C2 e D. A dopo.